anni. Sentiamo. È il settore più produttivo, quello che nonostante tutto resiste alla recessione in modo stoico e che anzi cresce, si amplia e si innova. Eppure dallo Stato per l'agricoltura veneta arrivano sempre meno soldi. L'annuncio dalla sede della regione di Mestre pesa come un macigno. Per i prossimi 7 anni le risorse calano. Al Veneto spettano 3,5 miliardi di euro, ma finisce che la regione deve sborsare parecchie migliaia di euro anche per il piano di irrigazione del territorio a cui prima pensava il governo. Eppure l'assessorato continuerà ad investire soprattutto sui giovani imprenditori. Ma investimenti fortissimi sui giovani, forte sui giovani, sul cambio generazionale, sulla capacità loro di innovare, sull'innovazione come strumento di modernizzazione, sull'aggregazione per essere in grado di aggredire i mercati internazionali e essere competitivi in uno scenario globale che ormai è il luogo di dibattito di tutte le aziende agricole. Un po' preoccupate, a dire il vero, le associazioni di categoria. Studiano insieme un piano per dividere le risorse a disposizione nel miglior modo possibile. Il punto di partenza è un'unità di intenti che non concepisce rivalità e l'opinione diffusa che ancora una volta, così dicono, il governo abbia penalizzato le regioni più efficienti come la nostra. Quello che è capitato che è aumentato il cofinanziamento. Allora, su questo piano devo dire che una regione importante, forse la più importante in Italia per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare, in un certo senso ne esce un po' penalizzata. La realtà regionale va inquadrata in un'ottica nazionale e poi ancora più grande, europea. Con ministri dell'agricoltura che gettano la spugna e la mancanza di un governo stabile, il ruolo dell'Italia in Europa è considerato sempre marginale. Anche i fondi comunitari dunque scarseggiano. Alcuni settori vanno comunque, però, tutelati. Portare delle risorse alle economie locali e quindi essere volano di crescita. Soprattutto si diceva il settore zootecnico. Il settore zootecnico è stato quello più fortemente penalizzato nel settennato precedente e qua di fatto sbattiamo contro una crisi fortissima che può essere risolta con l'impegno nostro ma con il supporto del pubblico. L'agricoltura veneta incasserà anche questa batosta. I produttori sanno come farsi largo, nell'attesa che i consumi tornino ai livelli di una volta. Il segreto è esportare il Made in Italy che proviene dalla terra.